Si è celebrata oggi la cerimonia commemorativa in ricordo del sacrificio del valoroso funzionario di polizia Giovanni Palatucci, già questore reggente di Fiume, riconosciuto giusto tra le nazioni, che in data 10 febbraio del 1945 perse la vita dopo essere stato deportato presso il campo di concentramento di Dachau, visto il suo impegno in favore della popolazione italiana ed ebraica della città di Fiume. La cerimonia, con la deposizione di un mazzo di fiori ai piedi della targa commemorativa, si è svolta stamani nel piazzale della caserma della Polizia di Stato Domenico Angalone, con la presenza del signor prefetto di Agrigento Caccamo e del vicario del questore Mossuto, che ha illustrato la vita dando ampio risalto all'operato del funzionario a favore degli oltre 5.000 ebrei che riuscì a mettere in salvo dalle leggi razziali. Ecco, un ricordo su Palatucci, un vostro collega, oggi in una giornata simbolica anche per per la ricorrenza che ha. Sì, oggi è una giornata importante perché ricordiamo il nostro questore Palatucci. La memoria è valore, vita, è riconoscenza, gratitudine ed è stimolo verso ciascuno di noi per continuare la nostra azione nel ricordo dei colleghi che sono caduti per una causa giusta, e loro devono rappresentare per noi il faro, la stella polare che deve ispirare la nostra azione nelle azioni quotidiane. Più tardi saremo impegnati in una scuola che è la sede fondamentale per divulgare questi valori. La scuola, come la famiglia, è il nucleo fondamentale dove si forma la personalità di un individuo, quindi parlare di certi valori, di certi principi alle giovani generazioni è fondamentale, secondo il mio punto di vista. Il ricordo di Palatucci, ma il ricordo di tutte le vittime, perché il 10 febbraio è il giorno del ricordo. Dobbiamo tutti quanti essere presenti a questo momento. Oggi, come diceva poc'anzi il vicario del questore, ci recheremo in un comune della provincia proprio perché la nostra presenza deve essere abbastanza capillare. In questi momenti dobbiamo non solo ricordare ma rappresentare le istituzioni nel territorio e soprattutto mandare messaggi alle giovani generazioni. I messaggi devono essere quelli di pace, di fratellanza e soprattutto di mettere da parte ogni forma di odio, sia razziale sia di pensiero. Questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare in questa giornata, come ha detto lei, molto, molto importante, non solo simbolica, ma diamo segnali tangibili sul territorio.